Io sono venuto qui al congresso, nel mondo della dimostrazione, e mi trovo subito questa cosa qui. Che cos'è? Subito al tatto, non è la solita sacca portabicchiere. Vorrei che mi raccontassi tu la genesi di questa cosa, perché sicuramente è un prodotto diverso dal solito e se l'ha scelto l'ICE un motivo ci sarà. Certo che sì. Innanzitutto è un prodotto a base di cellulosa, quindi è ecosostenibile, è l'alternativa a tutti i derivati del poli, del petrolio, quindi è un prodotto che Quindi ha è lunga carta vita. in qualche modo. È cellulosa all'80%, le fibre sono delle fibre corte legate con del lattice, è un prodotto da lunga vita perché può essere lavato. Quindi non abbiamo collanti. No, beh, è un lattice che crea, Lattice, sì, che crea. che lega, però è un prodotto diciamo atossico, lega le fibre di cellulosa, è un prodotto che ha una caratteristica che può essere lavato in lavatrice, lavato a secco. Quindi può essere anche riutilizzato. Assolutamente sì. Quindi non è monouso, è un prodotto di lunga durata. Ce ne ecco a chi volevo spiegare tutto questo. Eccoci Buonasera. Buonasera. Lei conosce la nostra Sì, Manuela. ho avuto il piacere ieri sera di conoscerla, Perché di io scambiare due parole. volevo spiegarle che vabbè, lei non lo sa, lei crede sia la solita sacca, invece no. Cos'è? Cellulosa, quindi un materiale sostenibile, e questa è la cosa bellissima. In questo momento siamo tutti più sensibili a questa tematica e avere la possibilità di utilizzare materiali belli esteticamente ma anche al tatto di questo tipo che comunque non vanno a impattare anche sull'ambiente. È un grande, come dire, punto di partenza, perché dobbiamo renderci conto che il pianeta è arrivato a un punto di non ritorno. Dobbiamo ripartire con progetti come questo, progetti sostenibili, progetti che ci diano la possibilità di mantenere il pianeta più a lungo pulito, tra virgolette. No? Ma noi parliamo di questo prodotto, ma dietro questo prodotto c'è una tecnologia e c'è un'azienda. C'è un'azienda che si chiama Okinawa. Il nome già, uno dice Okinawa, siamo in Giappone. No, Ma siamo in Italia. È un caso, è un'idea nata nell'84 sotto scala della nonna dove ho iniziato a produrre accessori per l'abbigliamento e cercavo un nome originale, mi aveva colpito il mondo asiatico e attraverso poi la storia, quindi il simbolo dei Marines, per caso guardando una rivista americana mi sono innamorato di quest'isola e ho voluto chiamarla Okinawa. Quindi un'azienda che, ricordiamolo, è a Montagnana. È a Montagnana, È a in provincia di Montagnana, Padova. quindi ovviamente nella provincia, quindi anche la provincia sta sfornando grandi progetti. Noi stiamo trovando tanti progetti di qualità, di bellezza che vengono dalla provincia, quindi non solo Milano, diciamo che anche noi qui ci diamo da fare. cosa Molto. dici? Passione innanzitutto. Sì, poi il gusto dell'artigianalità. Sì. Ne abbiamo parlato anche ieri Esatto. sera. Qui dietro c'è una storia che va indietro nel tempo, perché comunque dal settore della moda poi si è spostato in un altro settore, si sta E trasformando. trasferire il fashion nel settore Horeca, però partendo da una sostenibilità nata più di 10 anni fa, quindi non per convenzioni moderne dove oggi si dice no plastica, quindi siamo tutti alla ricerca di prodotti alternativi. Noi abbiamo fatto degli studi, dei brevetti, questo è un prodotto ovviamente Poi in di realtà base. tu su questo poi sei andato avanti Ma e sì, cominciato a realizza realizzare. di tutto, dai menù, questo è un menù che nei social sta vivendo delle belle esperienze perché è un sartorial è di un locale famoso di Milano dove viene Bellissimo, arrotolato. bellissimo. Ieri sera la copertina del nostro La menù copertina del di nostro gala era questa. dello stesso materiale. Era un dettaglio di classe, Eh. bisogna dire la verità. E qui si spazia nel mondo che va anche nel sottotasca, nell'accessoristica, nelle shopper. E una cosa bella che stiamo pensando è creare un contenitore in cellulosa per trasportare le bottiglie del vino con del ghiaccio secco. Bello. L'abbiamo pensato Dare proprio quindi un oggi. trasportino. È un'idea nata oggi, in collaborazione con un'azienda che espone, che si basa di una shopper moderna, quindi ha un utilizzo futuro moderno, cellulosa, un contenitore che ha un involucro praticamente che crea una barriera termica e qui si inseriscono le 3 bottiglie con il ghiaccio secco. Quindi mantiene il prodotto Quindi fresco. io voglio andare da degli amici, bere una cena. bottiglia subito e le altre 2 chissà più tardi, arrivo già con la bottiglia a Esatto. temperatura di servizio Ed è perfetta. Ed è un bel regalo che rimane nel Sì, tempo. rimane poi. Beh, c'è cura Complimenti. nei dettagli e anche un senso del gusto, no? Io vorrei Tutti però questi oggetti. accomodarmi un attimo a questo bellissimo tavolo.
volevo un po' che mi raccontaste questa storia, perché questo stand un po' si differenzia dagli altri proprio innanzitutto per i tuoi materiali che sono sicuramente il fiore all'occhiello, ma per queste sedute, per questi tavoli che danno un tocco, come dire, come lo definiresti tu Emanuela, di raffinatezza, di esclusività? Sono oggetti molto raffinati, molto raffinati. L'abbiamo detto anche ieri sera, perché hanno una cura molto attenta nel dettaglio e poi nell'insieme, la capacità, ecco, di curare questi due. Perché io queste cose le avevo già viste. L'anno scorso, casualmente, ma sempre con l'ICE, quindi non c'è mai casualità, o forse ero con quelli del consorzio, insomma vabbè, io sai che sono sempre in giro, sono andato a Montagnana, che c'era un'importante manifestazione legata al vino, e c'era una bella piazza arredata con delle sedie, e dico, ma non è normale, di solito mettono sempre delle cosissime schifose, delle sedie di design. Tu sai che io ho una certa attenzione per l'architettura e il design, e mi domandavo cosa c'era dietro. Purtroppo in quell'occasione non ho avuto una risposta, stasera forse potrei averla. Alla risposta. Rappresento Veneta Sedie, sono uno dei titolari di Veneta Sedie, Ecco. Siamo una famiglia, siamo in 4 fratelli che porta avanti l'azienda dal 1986. Anche tu Montagnana proprio, un po' là Sì, vicino? abito a Montagnana e l'azienda è di Casale di Scodogio. Abbiamo 2 sedi, una a Casale di Scodogio e una a Merlano. L'azienda è nata dal papà 50 anni fa, poi nell'86 abbiamo creato Veneta Sedie, siamo un'azienda artigiana, circa 25 dipendenti. Abbiamo sposato un po' il territorio, no? Giustamente cosa fate qua in mezzo al vino? No? Che nesso ci può essere? Una piazza, beh, tanto siamo amanti del nostro territorio e quando qualcuno si mette in gioco ci piace metterci in gioco anche noi, insomma, per quello che è il nostro saper fare, quindi noi siamo innamorati del legno, facciamo cose di legno, quindi per noi legno è natura. Tutto quello che vediamo qui? Sì, diciamo quello che è l'ambientazione. Una bella provocazione. No, ma è una bella provocazione Perché ci perché sono altri che magari dicono Made in Italy, però poi magari assolutamente noi abbiamo deciso di mettersi in gioco, di avere un prodotto di fare un prodotto di nicchia, di qualità, di design e di dare un servizio al cliente, un supporto al cliente, quindi lavoravamo con un magazzino proprio, con un catalogo, no? Che può essere questo. Oggi è cambiato tutto, lavoriamo tutto custom, quindi ascoltiamo il cliente, ascoltiamo i mercati. Uno degli ultimi lavori fatti al foyer a Milano, Teatro della Scala di Milano, l'ex di Gualtiero Marchesi, e sono queste. Io sono seduto su rosso. anche lì con l'architetto, abbiamo studiato Hai costruito qualcosa un insieme. progetto? Il bello è che abbiamo consegnato in 30 giorni, cosa che qualsiasi azienda, no, cinese o cosa non avrebbero potuto fare, quindi la nostra forza oggi è questa. So benissimo di cosa stai parlando e in effetti a un certo punto il mercato, cioè, ha un po' costretto questo settore ad andare o verso una direzione, diciamo, della guerra del prezzo, quindi di adeguarsi a un mercato sempre più competitivo solo ed esclusivamente su quel dato lì. Può passare a un prodotto quasi sartoriale, passami il termine, sartoriale di fatto, quindi non un prodotto in serie, ma anzi un prodotto pensato e anche già progettato in funzione delle richieste, delle necessità non solo estetiche ma anche arredative, di progettazione del cliente. Bravo chi è riuscito a farlo, perché quelli che sono riusciti a farlo sono quelli che, ma attenzione, oltre alla capacità da un punto di vista diciamo di progetto, di design, di manifattura, serviva anche un progetto imprenditoriale molto solido nella capacità di costruire la sostenibilità economica del processo e della distribuzione e la capacità anche commerciale di crearsi, perché poi se tu hai un parco clienti commisurato al tuo progetto, sta in piedi. Una domanda che in qualche modo volevo farvi per questo nostro incontro. Io, come mai siete insieme? Come mai in questo spazio ci sono progetti di due imprenditori che ovviamente magari vengono da settori
diversi. Simili ma diversi. Siamo nello stesso territorio, ma Ecco, il territorio che vi ci unisce. lega il territorio innanzitutto, il prodotto, perché parliamo di cellulosa, il legno, il tavolo, quello che usiamo noi è sempre base, diciamo, è un prodotto vegetale, quindi origine della cellulosa, e la passione, quindi un po' il fatto di creare rete che oggi ci mette nelle condizioni di dover creare questa sinergia per poter creare una forza maggiore dove oggi il singolo, soprattutto in Italia, fa fatica a emergere o esportare delle tecnologie, Certo. manufatti moderni, intelligenti. Quindi il fatto di creare queste collaborazioni ci permette di avere più visibilità, come oggi abbiamo grazie a voi, e di proporre questi prodotti. Ma avete una visibilità perché avete un progetto. È un progetto, è un'idea che finalmente sta prendendo forma e il fatto che siamo qui, oggi ci dobbiamo occupare di comunicare il più possibile. Infatti era un po', come dire, la mia voglia di venire a parlare con voi, perché nel frattempo magari abbiamo avuto occasione di parlarci, però era conoscervi meglio per poter meglio rappresentare queste novità, perché tutto sommato anche sono prodotti che spesso uno magari spende i soldi per una cosa che potrebbe spendere gli stessi in modo diverso. Ti dico che non è questione di spesa, di una spesa vuol dire più mirata su un prodotto più adeguato alla mia esigenza. Un tavolo come questo su un ristorante di tendenza fa la differenza rispetto a un tavolo normale, diciamo. Una seduta come questa dà un tocco di eleganza e di esclusività. Il dettaglio, sì, il dettaglio fuori di fare.